lei gli dà la beccata, l'ha suonata alla porta, o del video, e me la sono trovata lei sotto la tettoia. E con gentilezza, perché io ho la gentilezza dentro, Ago dice: oh, cosa è la po'? E mi ha domandato: gli resta che una guardè? Te? Ma che deve rispondere cos'è? Ago dice: certo che la per restare, o se la fa la porta. A sfamia sei quelle persone, dai, tocca. Ho capito, ma che era questa discussione con quella lì, la che era sempre la prima e l'ultima parola, e anche tutte quelle del mese. Se non la sentia a discussione con sé, la diceva, vedrei che prima o poi te si riulta racconta. Se che diceva negozi, la diceva, guarda, ma che lascia sempre fare che chigoia. Ma era invadente e petulante. E a me che il fatto che a me dà fastidio. Diego diceva a me come che se per caso la sentivamo mettendo il vecchio di mio affare, domandai l'annullamento del matrimonio alla Sacra Ruota di Roma. Ma se Annibale ti dicono di più, mia sulla sola ruota di Roma, ma anche su tutti gli occhi. E Annibale, dopo che le parole che si lei dice che se invece sei cosa mamma dice. Ma di cos'è? E de fare sotto a lei vigliacco! Sempre addosso che la puoi la forna. Ma dai, ma la tua forna, la Cesira, ha anche una bella forna o no? Ma se le gode male. Ah sì, del suo era anche a 3, a lei a 3 anni. A che gli fa fino a chi delicato sul modello. Dai, non cazzesco, devi smettere quando sono sbambossato. Pensi che hai tu c'è te che ne tri, no? C'è tri. Quante femmine? Mia una. E mast? Tri. Cosa te da fare la parola della suocera? Te la suocera te l'hai conosciuta, a me invece... Ma è proprio Ira che ti canta sul paese, che una volta ti è girata anche la Madonna e te che tirati tre un'ombrella sul corpo. Certo, è stata la seconda di Pasqua dell'anno passato. E te che ne fino a rubina, ma sei almeno pentita che la su che te fa, Stia oltre che pentite, l'ombrella era mia. Comunque dai, adesso pace all'anima, Faccia l'anima su. Ma dimmi, forse a chi la cos'è poi la tua suocera? Ma di verità, che era quasi negonda, era che era una cadena d'ora che tu perdi l'origine. Non mi ha detto cosa che era come fini, cosa che era come malattia. Mi spiegava bene, allora di malattie vere e proprie, la guerra mia stava un po' sui gambe, e dopo ti arriva la guerra della guerra dei tuschi pass. E dopo E allora, dai, pace all'anima sua. Pace all'anima sua. Ma dimmi se te a che cambia di raggio. Cosa dica? Se ta fofò più bel verbo. Benone. Dai, Benone. al pie com'è? Al pie chinato? No, mie bene. Un caffè che te, veramente, quasi te hanno via un po'.
Perché ricorda Annibale che l'onkel bis del fiasche dalla bota del salute al va che trota. E beh, per quanto riguarda Ottò Laurà, è stata la larga. Oh, devi smetterla almeno te, che siamo che mi fonde in quella cacchia che mi ha fatto male con quella storia lì. Dai. Comunque Cesco, prima tu, te sei che per si capò la luna della tua suocera, ma decidi cosa te l'urna, la tua bella tomba con tuo giardinetto, anche idee particolari di sciude dam. No, dai, di la verità che conviene di preferenze. Lui è l'unica che te fa, è che te la gabbia di serata so bene. Ma che pure che la sante fa tirare i gambe, Comunque, sta attento, chi del Comune gli va a fare sapere che i funerali hai a fare fra 2 tempi. Allora vedi se cosa fa. In che a cimitero va a destra. Va bene. A cimitero, taga fai energia, taga arde, che sto medias, che sto no, che la fosse, le ferite scherle, da sì che fotte, e se almeno sei a posto. Alla vese. Perfetto. Ma, da che venite in me, ma la tua suocera era la mia volta più o meno compagna di me. Ma verso me di ricordare che era anche bella spalata, più o meno compagna di me. No, ascolta un momento, voglio domandare, che interesse essere mia in una casa del mondo, si minua, ma te, con i maniglie, da che verso il destra. Vedi Giulio, adesso vado di là a chiamare la mamma e papà, ma ti vedo un po' strano, qualcosa non va. Niente, tutto quasi bene, ma sai, in macchina con Giorgio non è il massimo e oltretutto abbiamo anche avuto un piccolo incidente. Oh signore, un incidente? Ma vi è successo qualcosa? No, per fortuna niente di grave. Abbiamo accompagnato all'ospedale quel tizio. Penso sia già anche stato dimesso. Ma dai, spiegati meglio, chi è questo tizio? Allora, stavamo vedendo qui, quando un uomo ci ha attraversato la strada, naturalmente sulle strisce. Giorgio era inciampato a raccontargli della ragazza di Marsiglia. E quindi, a capire, il tizio nell'attraversare ha avuto un attimo di incertezza e quindi barcollava in mezzo alla strada. Allora? E allora non ci crederai, il pedone, vedendo la macchina venire avanti, non aveva idea di dove scappare. Così Giorgio è andato verso di lui, ha dovuto sterzare diverse volte prima di prenderlo in piedi. Dai, lasciamo perdere. La prossima volta è che per me non mi faccio più accompagnare da quella specie di Schumacher dei poveri. E la prossima volta vedremo, Come vedremo? Ci stai già ripensando? Guarda che adesso che ti ho conosciuta non ti mollo più, mi dovranno mettere una bara sotto no, dicevo, vedrai che per separarci dovrai seppellirti, ma non sarà necessario, non ho nessuna intenzione di perderti. Solo la morte ci potrà separare. Ebbene sì, solo la morte. Ma cambiamo argomento, ma piuttosto hai detto ai tuoi genitori che usciamo insieme e che questa sera ci andiamo a casa mia? Certo Giulio, non preoccuparti, i miei genitori sono già al corrente di tutto e non c'è nessun problema. Ma mi sembra di sentire che stiano arrivando. Eccoli che arrivano. Alla che la suocera del Cesco, alla che era 92 anni, io 86 come ti dico a te. Ma dai, a cominciare a pensare che la cosa qualche anno di meno, Comunque dai, adesso, vediamo i manifesti delle voci,
Quella mia, perché gode affliggermi prima di sé. Mamma, papà, venite, vi presento Giulio. Piacere, signor Giulio. La Dolores mi ha tanto parlato. Questo è Annibale, mio marito. Piacere. Suo pace Annibale, papà della Dolores. Molto piacere, io mi chiamo Giulio Andreolli e vorrei sottolineare Andreolli, non Andreotti come il noto Posso male, a parte dire sul capovolto che mi piace. Ma prego signor Andreoli, si accomodi sul divano accanto alla nostra Dolores. Grazie. Cosa passa che viene andata così solo Ma solo deve essere che per fare chi vuole. questo che è mia asciugato ed è mia che persona fina. E che fisico c'è, questo che ha svelta e fa ginnastica in palestra. Chi fa ginnastica in palestra vuol dire che durante il day è una famiglia di lavorare, perché se ne no la sera quando torna a casa interessa in legge a dormire e interessa mia in palestra a fare il bodybuilding. A me quelle cose qua mi lasciano putrefatto. Giulio, mi chiami pure Giulio signora e se vuole io la posso chiamare Che bravo A me mi sembra che il cuore è un po' troppo fanfanile. Ma mi dica Giulio, ma di che cosa si occupa? Che lavoro fare? Ci racconta. vedi signora mamma, io mi occupo della programmazione differenziata di nuovi materiali biologici e biogenetici che in un'ottica totalmente innovativa sono applicabili alla coltivazione dei 5 cereali. Ah, Kinder colazione più certo! Questi nuovi materiali biologici e biogenetici saranno la base di partenza in futuro delle nuove bioapplicazioni. E in futuro sì, ma lui adesso che l'avrà fatto. Ma papà, ma ti rendi conto che Giulio ha in mano la chiave del progresso biogenetico? A me mi sembra che cambia di Marco Dotter. Se mi la mia terra tanto questa sera, no? A 7 su consiga. A gara scusanze, ma si sente so che in banda lui. Ma sa, a me fa male le gambe perché a voi vede vorticose. A voi senta so. Sa, me o mi ha studiato accompagno lui. Sa, io sono un autodidatta. Ah, no, ma sei a posto, al parco italiano. Me, a parle mia da me, perché non mi è stato potuto impossibile stare a imparare tanto. Però, quando strada di mezzete, a massa può capire e come. D'altronde, il mio padre, la mia lì che mi intesa studiare e allora mi ha mandato a lavorare. Ah, e che lavoro faceva? Il bidet. Comunque mi pensa che quella mia tata capì
che in quella cacchè ha di brave persone e me le sai in che mala alla mezzetta, capito siga? Stia tranquillo signor Annibale, io sono molto innamorato di sua figlia e so distinguere bene le cose. L'amore è una cosa, il sesso un'altra. E la ultima famiglia invece come si chiama? Sono veramente innamorato di lei. Di me poi? Di lei, di sua figlia. Quella sera, alla casa del Matteo, nel vederla, mi si è accesa come una luce. Sì, anche a me è successa la stessa cosa. Prima mi si è accesa una luce e da allora ho visto tutto più chiaro. Ci siamo scambiati 4 parole. E non una, 2, 100 luci si sono accese. E queste luci rimangono accese per sempre. Ah sì? E la bollettina che mi ha fatto? Mamma, c'è di sotto. Non ce l'hai fatta a resistere, eh? Dai, vieni. Questo è Giulio. Giulio, questa vipera è mia sorella Luisa. Piacere! Sì, carino. Non è male, ma c'è di meglio. E mia sorella come gusti? Siamo gli antilopi. È proprio la dinastata del sopra. Bene, dai, mamma, papà. Proseguiremo questa discussione in un'altra occasione. Vi posso comunque assicurare che Giulio è un bravissimo ragazzo e se lo stanno contendendo fior fiore di aziende agroalimentari. Adesso andiamo perché ci stanno aspettando i suoi genitori a cena. Comunque, domani sera saranno loro i nostri ospiti qui da noi. Ma che bello! Volentieri. Bene, è stato un piacere conoscervi allora. A domani sera. Ciao! Sta attenta. Mi raccomando, e te, De Gasperi, almirante, Andreolli, Giulio Andreolli. De Andreotti, sta attenta dove ti mette la roba, occhio! Ma è questa non è che la ricette intelligente e anche simpatica e fresco mercato mia la mano. Mio vestendo che catenia la mano e mi piace mia tarde. Dai. Comunque, non sai cosa fume adesso. Come mettiti mi manifesto. Dai. Ando a gli manifesti, va bene? Ando so anche in comune per via del permesso. Allora che mi starò via mia età, io dovrete mezza d'ora dopo tu, ne? Allora bene, ciao ne? Ciao, ciao. Ma come mi sono spiegato? Volete? Un bacio io! È diventato il mazzo, guarda. A proposito, chiamate qui, la storia che ho in cosa. Ah già, mamma, c'è giù da basso il Luigi, o il mare blu, che mi ha detto che doveva passare a sistemarti l'armadio della nonna perché cigola o qualcosa del genere. Ma chi? Luigi il mare blu che è proprio adesso. Certo. Dai Luisa, passo in adesso, sì. Bene, vai, vai. Per fortuna che l'Annibale ha le immagini di lui e le indagini fatte al cancello del cinema. Che se almeno gli amici, se no te dire che giovedì. Sono almeno fortunata, perché pensi di stare a piangere per due, che se almeno Luigi al tenersi un solo orario, dopo va. Albene si accomoda su Luigi a se anche mi agita. Perché stamattina mi è capitato di dirci più, o viene a me fare il mestiere, perché la carta dannata.
Ma sempre io sono una Maddalena che mega, mette mia a posto sicuro. Piuttosto, però la Nibali anche se fa vedere forse ma no, ma la dopo il periodo a destra che ogni ora andate fuori qua. Beh, quando volevo andare in giro per una commissione, potevo andare in giro a scuola, vabbè. Adesso andarci in comune, per la storia di cuore in Svizzera, io le mandassi in Svizzera con la carro funebre. Lei che ha detto la tutta, desideraria talmente stufa che piuttosto che andare fuori. Ho capito, preferisci stare a cacolo sopra la fulmina. È la mia sera storia. Senza la fulmina. Ma pensi che il nome è il letto e il gorma tutta notte. Con la storia dell'ampliamento del cimitero, al via sera che lei morì, vabbè. Ma per fortuna tra 3 anni, al andare in pensione. Che si libero. Magari se lo sapevo, che l'aria fina, che la fa via la tiroide, e poi dopo chi ne respira, io penso che non aveva la sciura con parte lei. Madonna dai, Luigi, non ne fa che mi diventa rossa, A proposito, io non vedo, guarda la tassina del caffè che lo appena fai su. Non so più, però l'aria, per fare la compagnia, chiamo anche noi. Si accomoda che, dai, si accomoda che, non è stata ancora. Che io fuori capello perché c'è passato la schittinata contro l'armadio che allora, ovviamente detta, dopo farlo, avete detto anche una volta che la grava che è la luna, che la dacia, lo sciurto medico, che è del ser, hai a fare solo 200 litri all'anno, uso famiglia, perché per male la luna, le resta bello, devo vedere, e allora questo si la soccorso. Beh, quando resta pietrificata, al non fine dice, lei è più bella di una cosa.